Caro Ivo Gallo, caro Lele Marcassa, sei pronto? Prontissimo! Inizia una nostra nuova avventura. Un nuovo viaggio! Tra paesaggi straordinari, natura, alberi, lavoro! Protagonisti dei nostri viaggi sono i luoghi che la storia e l'ambiente ci regalano. State con noi. Inizia la Racola. Ivo Gallo, dimmi Lele Marcassa. sei contento? Contentissimo! Ti chiederei dove mi hai portato quest'oggi, ma lo so già. Dimmelo lo stesso. San Donà di Piave. Sì. Siamo nella città in cui siamo cresciuti, dove abbiamo frequentato le elementari, le medie, le superiori e l'oratorio Don Bosco. Esatto, soprattutto. Alle nostre spalle il monumento ai caduti della città, che ricorda quella immane tragedia che distrusse tutto in quest'area, rase al suolo tutta la città durante la guerra del 15-18. Vero è che poi questo ha dato adito a una grande ricostruzione che andremo ad esplorare. Sei pronto? Prontissimo! Via! Esploriamo! Benvenuti a San Donà di Piave, una bella città posta a pochissima distanza dal litorale delle spiagge veneziane, dalle colline del Prosecco, dalle Dolomiti venete, lungo il corso del fiume Sacro alla Patria, il fiume Piave appunto, attorno alle cui rive, proprio nella nostra località, si è combattuta una delle battaglie finali della Prima Guerra Mondiale, la battaglia del Solstizio. Il tessuto sociale ed economico è quanto mai vivo e interessante. Pensate che abbiamo 267 associazioni attive, verificate mese per mese, sia nel settore sociale che culturale che sportivo, quindi veramente una vivacità sociale invidiabile, e addirittura 700 esercizi commerciali attivi. Quindi una città che resiste anche alla crisi del commercio e proiettata attraverso una rete sociale importante anche al sostegno di chi ha più bisogno e di chi non viene assolutamente mai lasciato indietro. Ammetto che è emozionante raccontare la storia della mia città. Alle mie spalle uno dei simboli, questo ponte costruito nel 1923 dopo la ricostruzione seguita a quella grande catastrofe della Grande Guerra. San Donà è sempre stata una città nuova. Di Civitas Nova Eracleiana abbiamo già parlato, quella zona al confine tra i comuni di San Donà e di Eraclea, una città post-imperiale
che ebbe il suo massimo splendore nel 700 d.C., abitata dalle comunità fuggite da Opitergium dopo l'arrivo dei Longobardi. Ancora una volta altre distruzioni, queste genti si spostano all'interno della laguna, a Rivo Alto e Metamauco, fondando quella che oggi è la città più bella del mondo, Venezia. Pochi sanno che in realtà ci fu un momento importante anche durante il Medioevo. Infatti, dove oggi c'è il quartiere più popoloso della città, Mussetta, c'era un castello, il famoso castello di Mussa. Venne costruito intorno all'anno 1000 dal patriarcato di Aquileia, che deteneva il potere di questo grande feudo a ridosso del fiume Piave. Nel 1177 il patriarcato cede il potere di quest'area ad Ezzelino da Romano, di ritorno dalla seconda crociata. Addirittura pensate che la nipote di Ezzelino, Palma da Romano, si sposò proprio nell'attuale abitato di Mussetta con un nobile di Cavaso del Tomba. Poi ci fu una successione di potere, in quanto le grandi battaglie tra Treviso e il patriarcato, insomma il castello venne distrutto, nel 1260 riedificato e poi tornò nelle mani del patriarca di Aquileia. Nel 300 questo feudo, che comprendeva anche Fossalta, Musile, Marteggia e Meolo, viene dato in dono a Gaia da Camino e poi definitivamente distrutto nel 1412 nella cruenta guerra tra Sigismondo di Lussemburgo e la Serenissima Repubblica di Venezia. Dopo questa ennesima catastrofe l'abitato si sposta nell'attuale centro storico. Purtroppo le continue alluvioni, la difficoltà a costruire un abitato stabile portò a un lento sviluppo. Quando la città iniziò a ripartire, siamo nell'Ottocento, venne ancora una volta distrutta, quasi rasa al suolo, durante la Grande Guerra. Ecco, quindi è ripartita un'altra volta, quindi quella civitas nova di un tempo è la città nuova che viviamo oggi, con una grande via monumentale costruita negli anni '20. Gli anni '20 in cui fu protagonista l'eroe di questa città, Silvio Trentin, colui che teorizzò la bonifica integrale, un uomo che ha segnato la storia di tutto il paese italico, colui che ha scritto le prime righe di quella che poi diventerà la Costituzione italiana, ma fu anche un eroe durante la Grande Guerra, fu colui che decise che queste terre dovevano essere non solo bonificate fisicamente ma anche umanamente. Una città di 45.000 abitanti a ridosso di questo importante fiume che nel 600 Venezia decise di deviare per allontanare i depositi alluvionali dalla laguna di Venezia. Una città splendente, ricca, servita, in cui è davvero bello vivere. Mi trovo in centro, in Piazza del Duomo o delle Grazie. San Donà nasce insieme al suo Duomo e una lapide all'interno della chiesa ce lo ricorda. Un sacco di traversie, il grande Duomo venne ricostruito nel 1837 su progetto del Diedo realizzato dal Meduna. Quello che vediamo oggi è frutto di una grande ricostruzione dopo la Prima Guerra Mondiale ad opera dell'architetto Torres. Ora all'interno ci spiegherà alcune cose importanti per questa città il dottor Marco Franzoi. La devozione alla Beata Vergine delle Grazie, in generale alla Madonna, è antichissima in questo nostro territorio, in particolar modo a San Donà. Ecco, era ricordata appunto per il beneficio delle grazie, intanto per portare la massima grazia che era Gesù Cristo, nostro Salvatore, e poi fino al 1778 appunto la sua festa veniva celebrata il 2 luglio. Dal 1778 al 1855, e poi vi spiego perché questa data, veniva invece festeggiata al 15 di agosto, ritenendo appunto come altra grazia, magnifica grazia, l'Assunzione in cielo di Maria. Nel 1855 cosa è successo? Ci fu un'ennesima epidemia di colera, una delle tante che colpì tutta Italia e il Veneto a partire dai primi dell'Ottocento. Ebbene, in quell'epidemia
furono colpiti solo nel Veneto 80.000 persone, metà delle quali con esito addirittura mortale. In particolar modo a San Donà furono colpiti 145 abitanti dal periodo del 4 giugno 1855 al 23 settembre 1855. Ebbene, la parrocchia, tramite l'allora parroco arciprete Monsignor Biscaro, invocarono la Madonna per la liberazione da questa epidemia e il 24 settembre di quell'anno non ci fu più nessun caso di epidemia di questo, la cui causa batterica è stata scoperta poi negli anni a seguire. Dal 1856, l'anno successivo, per volere appunto dell'arciprete Biscaro, la festa patronale di questa parrocchia si celebra il 24 settembre di ogni anno in maniera solenne. Mi piace ricordare 3 anni in cui è stata particolarmente significativa. Se devo citare tra le tante opere presenti e manufatti presenti di pregio qui dentro questa chiesa del Duomo, appunto diciamo nel Duomo di San Donà di Piave, mi viene ovviamente da pensare prima di tutto, anche per un lavoro fatto assieme a mio papà, Duilio Franzoi, nei primi anni 2000, le vetrate. Sono 12 vetrate artistiche, istoriate, di pregio, e la statua di Maria Ausiliatrice è proprio quella che abbiamo lì di fianco, che è la statua della Madonna che noi portiamo in processione nella festa patronale. Cito in ultima come interessante manufatto che viene sempre calpestato, ma purtroppo non si nota, per la presenza appunto dei banchi, è appunto il grande pavimento di 545 circa metri quadrati in terrazzo alla veneziana, progettato e disegnato dal Torres. Esistono ancora i bozzetti di il progetto di questo pavimento nell'archivio UAV Torres di Venezia. Volevo citare altre 2 opere, 2 magnifiche opere, sono i 2 affreschi del grande artista Iuti Ravenna, il quale appunto ha affrescato con questi 2 pannelli la cappella del battesimo di Gesù dopo aver affrescato la chiesa di Chiesa Nuova l'11 settembre del 1927. Ivo Gallo! Dimmi, Lele! Aia. Adesso facciamo un piccolo salto nel passato. Andiamo indietro nel tempo. Quando? Ad ottobre, il periodo che coincide con i grandi festeggiamenti della città di San Donà di Piave. 3, 2, 1... Che salto nel passato! Ma passato, Lele, è recente, dai. Recente. E dove siamo? Siamo nella nostra città, Ivo Sì. Gallo, dove siamo cresciuti, Esatto. dove abbiamo sempre vissuto le mitiche fiere. Bravissimo, quando è che sono? Allora, oggi è lunedì, quindi uno pensa, ma tutto questo festeggiamento, questa confusione di lunedì, sì, perché il primo lunedì di ottobre, San Donà di Piave festeggia il proprio patrono, che in questo caso è la Madonna del Rosario. Sì. In concomitanza con questa grande festa che inizia il venerdì precedente e giunge fino alla sera di oggi, in cui la città è completamente invasa da mercato, punti ristoro, punti musica, festa, cioè di tutto. Si parla di centinaia e centinaia di espositori e soprattutto ogni anno, Tantissima gente. durante la domenica e lunedì, che tipo oggi, giungono qua 200.000 persone, perché c'è la fiera campionaria dove espongono le grandi aziende del Veneto orientale, ma c'è festa in tutta la città. Esatto, ti ricordi si stava a casa da scuola, si saliva sui Trattori trattori. esposti in piazza una volta. Adesso è tutto più moderno, tutto più grande, però l'idea di festa rimane. Tantissimi sandonatesi che vivono all'estero, fuori città, raggiungono San Donà in questo lunedì. Quindi è una festa collettiva di questa comunità di quasi 50.000 abitanti, che coinvolge anche tutti i comuni limitrofi. Quindi davvero una festa di questa terra del Veneto orientale e del nostro grande fiume Piave. Esatto. E poi è la tipica cucina delle fiere. Infatti, stai facendo venire fame pensando al Polpetti, il passato. baccalà, la Oh, polenta. oh. Quindi direi di guadagnare il mitico stand dei bersaglieri, Yes. che da decine e decine di anni prepara la cucina tipica delle fiere di San Donà. Andiamo, Via, ben mangiare. via.
conosciamo tutti, beh. tutti Siamo- tornano, tutti si trovano. Giochiamo a Bello. casa nostra e chi non vedevi da anni e anni lo rincontriamo alle fiere. Sì, Questo è infatti. lo spirito di questa festa. Bello. E qui c'è lo stand dei bersaglieri Infatti. dove propongono la cucina tipica del Basso Piave in occasione di questa grande festa. Entriamo! Ovvio, ma soprattutto entriamo per mangiare. Siamo arrivati allo stand dell'Associazione Autonoma Bersaglieri del Basso Piave. Esatto. Con Francesco il presidente. Presidentone! Ciao. Francesco, voi siete protagonisti di questa festa da tantissimi anni, vero? Dagli anni 60. Sì, dunque la prima baracca che è stata istituita dall'Associazione dei Bersaglieri Nazionale risale ancora al 1954. Oh. Si collocava dietro sull'angolo praticamente tra l'asilo, ex Sì, asilo, dietro e l'uovo. era quella così, in quella posizione là. Adesso da tanti Poi- anni siete qua, no? Poi dall'86 noi siamo passati di qua. Cosa preparate qui come piatti della tradizione? Nella tradizione praticamente prepariamo la trippa, il baccalà mantecato, baccalà rosso, poi i tre piatti fondamentali che non devono mancare. mancare. Poi abbiamo introdotto con gli anni, secondo le esigenze, anche il cambiamento dei gusti, l'introduzione di panini con porchetta, con salame. Sempre roba del territorio. Sì, ma è sempre Però roba del immancabile la La porchetta. no, la No, qua- lenta. Perché noi diamo per scontati, in realtà non può quella- mancare sì, la polenta. la polenta. Allora noi andiamo a cercare Sandro. Esatto. Andiamo Andiamo a fare qualcosa. sperando di trovarla. Grazie Francesco. Sì, niente. grande. Grazie a voi. Andiamo. No, Guidaci, andiamo. guidaci. L'abbiamo trovato, anzi ci ha trovato lui. Oh, sì, l'ho trovato io perché altrimenti no. Grande Dimmi, Sandro. dimmi Lelli. Allora, questo è il Capannone, cioè la baracca i bersaglieri. di Bersaglieri della Fanfara. Dove c'è una coda lunga centinaia di metri per mangiare il baccalà e la Sì, trippa, vabbè. fino in fondo a... Questo rappresenta la tradizione delle fiere. Allora, caro Sandro, Sì, dimmi. molte volte quando si parla di fiere di San Donà di Piave si parla della Maramacquea. Cos'è? La Cos'è? maramaccola. Cos'è? La maramaccola è un animale mitico, cioè formato da tante persone, perché una volta le fiere erano soltanto racchiuse nel centro sandonatese, e da in cima al ponte, guardando giù verso la chiesa, che dopo vi mostro anche dov'è la chiesa, c'era una coda di persone che andavano e un'altra persona che venivano, e praticamente queste persone che camminavano simboleggiavano praticamente un animale mitico. Se io posso essere così farvi omaggio del nostro cappello, attenzione. vi metto il Quale cappello. onore, quale onore. Aspetta, allora, prima li mettiamo a Lele, Vai, perché prima Lele. Metteva meglio con Lele. vediti su così, un po' storto là, eccola, fermo là. Anche a me. Dai, che arrivo. Vai. Là il cocon. No, niente in testa. Sì, mi è entrato. Eccola. Guarda qua. Allora, con due Attenzione. bersaglieri, Attenzione. e il bersagliere Doc, che sarei io, no? Esatto. Il capo dei bersaglieri. Il capo di Bersaglieri, Poi quello dopo che ha fatto la Fanfara del 65-64. Lo storico Padre Sandro storico. Vincoletto. Adesso ci beviamo qualcosa insieme, Sandro. Sì, Non è senz'altro. fiera, Vino, no, di qua il vino, perché la mangiamo e basta. Ok. Bene, bene. Andiamo Bene. con Sandro. Vai. Andiamo con Sandro a bere, dai, vieni qua. Un cin cin alla nostra fanfara, alla nostra baracca. Fare dei bersaglieri. Alla baracca. Francesco e Sandro. A Maramacqua. A Maramacqua è vino.
Siamo nel cuore storico di San Donà di Piave, all'interno di questo parco molto grande, molto bello. Questa è Villa De Faveri, una villa costruita a metà dell'Ottocento dalla famiglia De Faveri, che si trovava in queste zone per i grandi lavori idraulici e di bonifica. Poi terribilmente la prima guerra mondiale spazzò via quasi tutto in questa città, compresa la villa, che venne però ricostruita nel 1927 in questo stile che andava un po' in voga, che richiamava il neoclassico. Non più le ville venete come siamo abituati, costruite fino al Settecento, quindi luoghi di villeggiatura ma anche aziende produttive. Una villa borghese, una dimora nobile nel cuore storico della città. Io ringrazio i fratelli De Faveri per l'opportunità, che sono Cecilia, Isabella, Gigio e Paolino, che ci hanno permesso di entrare in questo parco che uno non si aspetta di trovare in un centro storico, e so che Ivo sta cercando uno dei più bei alberi del Basso Piave che si trova qua. Guardate che spettacoli è in grado di offrirci la natura. Quest'albero, il ginkgo biloba, che abbiamo già incontrato in uno dei nostri viaggi, ma in un periodo dell'anno diverso. Biloba bislobus, perché le sue foglie particolari hanno due lobi, come un ventaglio, quasi una farfalla. Pensate che è definito un fossile vivente, perché già 250 milioni di anni fa esisteva sul nostro pianeta. È molto particolare proprio per questo motivo. È più simile botanicamente alle conifere, agli abeti, ai pini, anche se non sembra. Una caratteristica molto affascinante è il fatto che in autunno le sue foglie in pochi giorni prendono questo colore che vedete ora, giallo, giallo oro, ma soprattutto a volte in una sola notte cadono, creando un tappeto giallo ai piedi dell'albero, quasi una donna che si vuole vestire con la sua veste migliore e poi in un attimo si sveste. Quest'albero è molto resistente e infatti è legato a un fatto storico triste, all'esplosione della bomba atomica a Hiroshima, perché 6 esemplari sono riusciti a resistere e dopo sono rinati, rifioriti, ricresciuti. Quindi un albero che per il Giappone, ma per il mondo intero, ha significato rinascita, nuova vita. E proprio per questo ora lo abbraccerò, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. È da 40 anni che esiste questo luogo. Io me lo ricordo da bambino, perché si diceva ti serve qualcosa fatto di carta, qualcosa bello, qualche regalo, e si andava da Cappellina. Si veniva proprio qui. Una legatoria che è rimasta al passo coi tempi, si è evoluta in base alle esigenze della gente. Oggi, cosa succede qui? Qui dove tutto è nato dall'amore per la carta.
Esattamente, partendo proprio dalla carta, dal libro, dalla legatura del libro, dal restauro di stampe, chiaramente per noi la carta era pane quotidiano. Poi la stampa anche della carta, la carta da decorazione. Con la carta da decorazione, in effetti, poi noi abbiamo cominciato a fare oggettistica, legature, naturalmente si intende album, quaderni, oggettistica poi per la scrivania, naturalmente. Ma proprio per questo motivo noi abbiamo iniziato un'attività lavorando esclusivamente con la carta. Negli anni ci siamo un po' spostati anche per le esigenze di mercato, quindi meno oggettistica, ci siamo spostati restaurando inizialmente stampe antiche, e la gente aveva la necessità di avere, oltre alla stampa restaurata, anche una cornice di supporto. Ci siamo spostati anche sulla cornice, tant'è che noi oggi facciamo cornici su misura. Noi incorniciamo di tutto, dal poster, la stampa antica, un dipinto, uno specchio. Anche l'Ele Marcassa potrebbe essere incorniciata. Soprattutto. Da noi si viene anche per fare due chiacchiere, e così lo fa il nostro cliente, ecco, sì, per condividere l'ambiente, cosa che si fa solo nelle botteghe artigiane. Me la vedo difficile. Questo è un ambiente veramente un ambiente commerciale, caratteristico, bello ad accoglienti. Ma adesso, se sei d'accordo, andrei dietro le quinte a parlare con Roberto, che è quello che crea tutto ciò che poi noi vediamo, ok? Bene. Grazie Nico. A voi. Ho raggiunto Roberto che sta dietro le quinte, nella zona produttiva, dove comunque lavora anche Nico, al quale voglio chiedere questa cosa, perché da 40 anni tu stai facendo questo, abbiamo parlato di amore per la carta, ma dimmi, com'è nato tutto? Nasce da quando mi sono iscritto alla scuola d'arte di Venezia, e una volta i ragazzi nel periodo estivo si trovavano un lavoretto per pagarsi i capricci. E mi hanno proposto di lavorare su una legatoria artistica a Venezia, e lì è nato l'amore per questa attività, perché poi anche finiti gli studi e continuato all'Università di Architettura, alla fine ho scelto di continuare questo lavoro perché mi aveva proprio appassionato. Questo amore cresce, questa passione cresce, diventa il tuo lavoro e parte da 17 metri quadrati. E poi cosa è successo? Da questi piccoli 17 metri, poi il lavoro è aumentato e abbiamo avuto la necessità di ingrandirci ed è il negozio che vediamo oggi. Noi ringraziamo Nico e Roberto per la passione e l'amore che mettono tutti i giorni nel loro lavoro e quindi offrono a tutti. Venite assolutamente qui nella Bottega Cappellina, nel centro storico di Sannonà. Non ve ne pentirete.
Sono qui per la nuova autostazione di Sandona di Piave che è stata da poco inaugurata. ATWO è fiera del lavoro fatto e coglie l'occasione per ringraziare tutti i soggetti che hanno permesso la realizzazione della nuova autostazione. Stiamo lavorando alacremente per non creare disagi, perché voi sapete che quando un'autostazione si sposta ci sono 1000 altre cose che si spostano, perché è come un effetto domino, e quindi ringrazio sin d'ora tutti gli uffici che hanno veramente lavorato molto per creare meno disagi possibili all'utenza. Credo che la nuova autostazione sia veramente simbolo di quello che ATWO è in questo momento per il territorio. Credo che quella zona avrà un beneficio con l'arrivo della nuova autostazione, ed ora vi lascio a un favoloso giro per le zone molto belle del comune di Sandona di Piave. Quindi buon viaggio con ATWO. Allora com'è andata da Cappellina, Emozionante, molto bello, molto sono bello. bravi, Sì. Adesso abbiamo l'opportunità di compiere questo viaggio confezionato ad hoc per noi all'interno di un autobus della TVO, un autobus elettrico pilotato dal buon Manuel. Sostanzialmente io volevo ringraziare Fabio Turchetto, il presidente, Alberto Pasqualato, l'ingegnere di ATVO, e ovviamente Manuel che è con noi, per scoprire questa terra che sta intorno a Sandona di Piave, perché Sandona ha un centro di 45.000 abitanti, ma conta anche delle frazioni. Sì, 12. Allora, quali sono le Ce la frazioni? faremo, vai. Inizio io? Vai, comincia. Allora, Caposile, Calvecchia, Chiesa Nuova, Cittanova, Fossà, Fiorentina, Grassaga, Isiata, Mussetta di Sopra, Passarella, Santa Maria di Piave e Palazzetto. Con l'autobus, ovviamente dal centro, si possono raggiungere tutte queste borgate. Noi adesso ci spingeremo attraverso le campagne sandonatesi verso la Piave Vecchia. Io volevo dirti un'altra cosa. No, tu devi stare zitto. Perché? Perché non si parla al conduttore. Ho fatto questo anello, quindi dalla nuova stazione siamo passati per il centro, siamo andati verso Fiorentina, Cittanova, Isiata, adesso torniamo verso la città e poi andiamo a Chiesa Nuova. Però bisognerebbe fare un bravissimo all'autista. Bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo.
Mi è sempre piaciuto camminare sulle foglie. Siamo in autunno, questi bellissimi alberi creano questo tappeto autunnale magico. Siamo in uno dei luoghi più evocativi del comune di San Donà di Piave, Chiesa Nuova, questo piccolo centro sulla sinistra della Piave Vecchia, quindi il corso antico del fiume che poi i veneziani deviarono a Intestadura e proseguiva il suo corso verso Eraclea e poi Cortellazzo. Qui rimane come un tempo questo fiume molto placido, questa bella chiesa, la pizzeria, qualche attività, una comunità pacifica e serena. E devo dire che la chiesa ha una sua caratteristica importante perché è frutto ovviamente della ricostruzione post-bellica. Ci fu una battaglia cruentissima lungo la Piave Vecchia durante la Prima Guerra Mondiale. L'antica chiesa venne, ahimè, distrutta e 100 anni fa venne ricostruita dall'architetto Torres, lo stesso architetto che ricostruì anche il Duomo di San Donà di Piave. Lo stile è neoromanico, questa bella facciata mattoni facciavista, una grande unica navata, il luogo importante per questa comunità, e all'interno è custodita una preziosa opera di Juti Ravenna, pittore della scuola veneziana di fine 800 e inizio 900 che abbiamo già incontrato nei nostri viaggi in altri luoghi. Un pittore davvero importante. C'è questa bellissima deposizione in cui c'è il trionfo dello stile tipico di Juti Ravenna che è il neoimpressionismo. Quindi in questo luogo di culto c'è un'opera importante immersi in questo paesaggio che qui è trionfante. Mi immagino, così come raccontava i tuffi su questa Piave di Gino Doneparo, che è stato un uomo davvero importante per la storia di quest'area del Veneto. Lui nacque in una famiglia di braccianti a Rovare, siamo nel comune di San Biagio di Callalta, poi si trasferirono qua a Chiesa Nuova. E lui fu davvero un personaggio con una vita rocambolesca. Pensate che fu partigiano, combatté durante la Seconda Guerra Mondiale e poi emigrò all'estero per lavoro finché a un certo punto giunse a Cuba. Da qua nasce la seconda vita di Donè. Siccome era stato un grande soldato e soprattutto aveva combattuto con lealtà e con encomi durante il periodo della resistenza contro il fascismo, sentendo che presso l'Università dell'Havana c'era un certo fermento, entrò in amicizia con Fidel Castro. Cosa succede a un certo punto? È uno degli 82 che si imbarcarono in quello yacht, il Gramna, che partì dal Messico per raggiungere proprio l'isola di Cuba dove inizia la rivoluzione. Amico di Fidel Castro, di Che Guevara, si dice che abbia salvato la vita al combattente Che Guevara. Poi visse in Florida, nel 2001 torna nella sua San Donà di Piave e poi ci ha lasciato nel 2008. Quindi è giusto ricordarlo perché è stato l'unico europeo che ha partecipato alla rivoluzione cubana. E un po' Chiesa Nuova se lo ricorda, questo importante eroe, direi quasi dei due mondi, come quello più celebre. Noi adesso lasciamo Chiesa Nuova, partiamo verso Santa Maria di Piave in questo viaggio davvero magico alla scoperta della terra che incornicia la grande città di San Donà di Piave. Buongiorno signorina. Buongiorno. Noi vorremmo bere 2 ombretti di vino. Bianco o rosso? Direi bianco. Sì. Dovete bere il nostro Grappariol bianco. Fatta? Grappariol bianco? Sì. Assolutamente. Ci stiamo. Accettiamo. E peraltro è un vino che è stato riscoperto negli ultimi anni, è una delle eccellenze di quest'area del Basso Piave, Sì, ma da qui- Zesson fino... Qui dove siamo? Qui siamo a Santa Maria di Piave, Ok. questa è l'antica osteria da Pavan, è sempre stato un luogo di transito e c'era bisogno appunto di avere un punto di riferimento per i mercanti, per chi navigava il fiume Piave,
e mantiene viva ancora questa antica storia, un luogo davvero bellissimo dove si mangia straordinariamente. Pensa che Santa Maria di Piave un tempo si chiamava Villafranca. Non lo sapevo. Ed è il lembo più estremo del comune di Santa Maria. Infatti confina col comune di Jesolo. Prego. Grazie. Grazie. Grappariol, evviva! Evviva! Che bello qua in questa giornata di fine autunno in cui siamo su questa passerella che attraversa la vecchia Piave, che in realtà da qui si chiama Sile perché c'è l'innesto delle acque del Sile poco più a nord, alle mie spalle, a Caposile, Caput Silis. Oggi è bellissimo perché si vedono le montagne in lontananza, ma soprattutto davanti a me la laguna di Venezia. E quando vedo l'acqua del Piave penso sempre a tante parole, a tanti pensieri a cui sono molto legato. Rispolvero queste parole di Ulderico Bernardi, questo bellissimo libro che molte volte porto con me, che è Cara Piave, e diceva: nell'acqua è il vincolo ancestrale con l'origine e la perennità del viaggio esistenziale tra un mondo e l'altro. Dalla terra madre, dove zampilla la vita e scorre all'immenso mare che si confonde con il cielo, dove tutte le anime si ritroveranno infine, così che l'ambito dei viventi e lo spazio infinito dei trapassati non sono mai separabili. Per me è davvero un'emozione, anche un privilegio, conoscere questa ragazza che, pensate, ha un record che non è ancora mai stato battuto da nessuno di quota, credo. Corretto, di quota. No, con l'autogiro. Con questo? Con questo coso. E quanto sei arrivato? 8.400 metri, in realtà 8.399, ma diciamo 8.400. La quota praticamente più o meno dell'Everest, quindi una cifra detta così non sembra, ma è una cifra significativa, molto. E quindi tutti a guardarti dal basso, i colleghi, eccetera. Assolutamente sì. E ci troviamo in questa aviosuperficie del comune di San Donà di Piave, che ha delle caratteristiche molto importanti, oltre alla tua presenza, perché tu poi insomma fai un lavoro importante a Tessera, vogliamo dirlo? Sì, lavoro nel consorzio NH90 di Leonardo Elicotteri e costruiamo gli NH90, che sono dei bellissimi elicotteri militari. Lavoro come program manager e è un bel lavoro sicuramente. Avete capito? Sì. Avete capito la ragazza? Qui invece c'è un gruppo di appassionati che ha creato questo club, esatto, in campagna, a veramente poche decine di metri dalla laguna più importante del mondo. Corretto. E poi insomma da qua si vedono le colline, si vedono le Dolomiti, ovviamente questa grande pianura che poi saluta il mare Adriatico. Quindi è un luogo privilegiato anche per costruire una realtà come questa. E io sono anche contento perché, parlando con Eric, mi diceva che oltre agli appassionati, quasi un centinaio di iscritti a questo club, di super appassionati direi, è un'aviosuperficie inclusiva. Assolutamente sì, questo è uno dei fiori all'occhiello secondo me. Noi abbiamo costruito, è stata costruita, ma abbiamo mantenuto tutta la struttura assolutamente priva di qualunque barriera. In più, quindi i ragazzi che vengono, che hanno la possibilità di volare con i nostri mezzi, che sono stati modificati appositamente dalla ditta costruttrice, quindi assolutamente tutto in sicurezza, volano, possono stare qui, entrano, escono, sono assolutamente liberi di muoversi in completa autonomia, che è il valore aggiunto secondo me per includerli davvero nella nostra realtà. In più c'è una piccola parte dove possono comunque, hanno una stanza, hanno i bagni, tutti per loro, quindi è un modo per far arrivare le persone, farle sentire davvero a casa loro e dargli la possibilità di provare a
volare, che per chi è vincolato in una sedia a rotelle è ovviamente un risultato bellissimo. L'emozione più grande avviene proprio quando poi queste persone riescono a fare il volo da solo, perché gli hai dato le ali nel vero senso della parola, molto di più secondo me che a una persona normale. Senti, da 1 a 10, quanto bello è volare? Per te? 11. Grazie Donatella, grazie di cuore, grazie. Grazie a voi. Qui siamo in campagna, davvero a pochissimi chilometri dal centro di San Donà di Piave, dove ancora come tanto tempo fa si coltiva la vite. Sono con il grande Evaristo, attività che parte da lontano nel 56, poi nell'82 è diventata azienda agricola e ancora oggi si lavora questa terra a pochi passi dal fiume Piave. Evaristo, che vino, che viti si coltivano qui? Qui c'è il Pinot Grigio, il Raborro, il Merlot e il Pinot Bianco. Ok, quindi poi voi, una volta raccolto il frutto, lo portiamo a Jesolo, a Vivo Cantine. A Vivo Cantina. Perfetto. Evaristo, questo giovanotto è un classe 38. Volevo chiederti questa cosa, perché io so che voi lavorate 365 giorni all'anno. Sì. Ma in questo periodo cosa state facendo? A ragare vide. O ragare o potazione, come vuoi dire. O zarpir, giusto? O zarpir, tutte e tre robe e uguali. Che è coccolare le piante. Sì. Un po'. In questo lavoro ti danno una mano anche i tuoi figli, vero? Sì. Che sono? Fabio, Claudio e Mauro. E Fabio sta lavorando proprio in questo momento. Allora, noi ti ringraziamo per l'accoglienza, caro Evaristo. Ancora strada da fare ce n'è tanta per mantenere viva la campagna di San Donà di Piave. Quindi facciamo un saluto a tutti e chi non lavora non mangia. Grazie. È un piacere rincontrare Franco, perché quest'uomo qua ha tenuto in piedi un'azienda davvero importante, adesso capiremo perché, una delle cantine sociali, possiamo ancora definirla così, più importanti d'Italia. Vivo Cantine, viticoltori Veneto Orientale. Cos'è accaduto e cosa siete oggi, Franco? Abbiamo intrapreso alcuni anni fa un processo di riorganizzazione viticola del territorio, mettendo assieme tutta una serie di cantine sociali che per un motivo o per l'altro erano andate negli anni un po' in difficoltà, soprattutto difficoltà generate da estirpazione dei vigneti, da una mancata politica commerciale, da attività di vendita soprattutto nei mercati esteri che non riuscivano a sostenere con le loro forze. Noi le abbiamo aggregate, le abbiamo incorporate tutte in questa cooperativa, una cooperativa che oggi conta oltre 2000 viticoltori che hanno impegnato al conferimento nelle nostre cantine 6.000 ettari di vigneti, quindi siamo una realtà importante e pigiamo intorno ai 900.000 quintali di uva l'anno. Ecco, diciamo che la centralità
di questo gruppo cooperativo è rappresentata dal Sandonatese e Campo di Pietra, da questa fascia di terra, pur avendo la cooperativa le cantine anche a Jesolo, Meolo, Torre di Mosto, Porto Gruaro e Pramaggiore per la DOC Lison Pramaggiore, la DOC Venezia, e poi in provincia di Treviso abbiamo Motta di Livenza e Campo di Pietra. Poi abbiamo una un po' spostata vicino al Mestrino, che è quella di Premaore di Campo Nogaro. Insomma, ecco, complessivamente abbiamo fatto questa azione. A livello sandonatese, un po' Sandonatese e Campo di Pietra, su questo triangolo, diciamo così, c'è il cuore di tutto il sistema. La sede legale l'abbiamo qui a Campo di Pietra, e oltre a queste 8 cantine sociali abbiamo 2 società interamente controllate da noi, che sono state costituite proprio per uno scopo ben specifico. Una è Casa Vinicola Bosco Malera, dove facciamo l'attività unicamente di imbottigliamento e di vendita dei nostri vini nei mercati esteri. È un'azienda che oggi produce oltre 45 milioni di bottiglie per un fatturato di intorno ai 100 milioni di euro. È strumentale alla cooperativa. Cosa significa? Imbottiglia i vini della cooperativa e li commercializza nel mondo. E poi invece, stando nel contesto viticolo, abbiamo Vigna Dogarina, un'azienda agricola con quasi 100 ettari di vigneti, dove facciamo le produzioni premium di alta qualità che esportiamo prevalentemente nel mercato americano. Vivo propone ciò che i nostri soci producono, noi non commercializziamo vino, noi vendiamo i vini ottenuti dalle uve dei nostri viticoltori. Ovviamente produciamo i vini tipici di questo territorio. Allora tra le uve bianche abbiamo la glera che dà il prosecco, abbiamo il pinot grigio, abbiamo lo chardonnay, il pinot bianco e il verduzzo, mentre tra le uve rosse ci rimane il raboso, per fortuna dico io, del refosco, dei merlot e dei cabernet, un po' di pinot nero. Ecco. Ma diciamo che principalmente l'85% dei nostri vini sono prosecco, pinot grigio e merlot e raboso. Il raboso, che insomma è un vino talmente importante per la storia di questa regione che è il Veneto, il famoso vin d'aviaio dei veneziani, perché nelle galee, nelle imbarcazioni sia commerciali che militari riusciva a permanere all'interno di queste botti per molto tempo. E conservava. Quindi, immagino questi navigatori veneziani che solcavano il Mediterraneo con il raboso e le sardelle in saor in stiva, quindi è una storia molto bella. Io ho trovato questa bella pubblicazione che tu conosci, Franco, di Mario Soldati, che è Vino al Vino, che dal 68 al 75 ha compiuto un viaggio in Italia alla scoperta proprio della viticoltura. Tutto è cambiato rispetto a quel tempo, però mi piace citare il fatto che lui parla di San Donà di Piave, che è un po' la città che rappresenta anche la vostra cooperativa, e diceva: a San Donà di Piave mi accoglie un vecchio amico, fratello maggiore di uno dei miei amici più cari, Antonio Cazzorzi, figlio di Giacomo Cazzorzi, detto il 90, che è stato uno dei poeti più riconosciuti in dialetto veneto in tutta Italia, un grande intellettuale. E poi diceva: fra tutte le cantine sociali d'Italia, quella di San Donà è certamente una delle più importanti e attualmente in maggiore sviluppo. Io direi di fare un brindisi con l'ingegnere, con tutti i ragazzi che lavorano in questa grande cooperativa che ha unito e non ha diviso negli anni, producendo, dopo il conferimento di tanti agricoltori, un vino straordinario. Franco, evviva, alla vostra.
Che piacere incontrare Andrea Azeglio nel tuo atelier, questo laboratorio di idee, Andrea. Andrea è un artista, io potrei dire, polivalente, eclettico, un artista che racconta delle storie. E a un certo punto hai avuto questa visione, Andrea. Cos'è accaduto? Le storie mi hanno sempre affascinato. Prima di diventare un raccontatore di storie, devi fare prima un lungo tirocinio, che è il tirocinio dell'ascoltatore. Io ho sempre amato ascoltare tutte le storie che venivano raccontate a casa, in famiglia, quando venivano le persone. Sono stato un grandissimo ascoltatore. Soprattutto anche delle storie di mio padre, che era una persona nata nel 1924, anni in cui le cose erano molto diverse, che a noi paiono così lontani quegli anni, quasi da confonderli con quelli di Garibaldi. E lui era un grande raccontatore, era una persona autorevole, e quindi io sentivo il dovere anche di ascoltarlo. E quindi raccontare una storia per te significa non raccontare il presente, vero? Sì, diciamo che questo è vero. Il presente ti impone sempre un qualche tipo di giudizio, di commento. Diciamo che la realtà proprio del presente in realtà mi interessa poco, però prendo continuamente dalla realtà dei brani, delle cose, dei concetti, delle azioni, prendo delle persone realmente e le metto insieme in maniera diversa. E le metto insieme e diventa un'altra cosa. Una cosa poi che colpisce molto l'attenzione nel tuo percorso artistico e creativo sono anzi le cartastorie. Cosa sono le cartastorie? La Cartastorie è un progetto molto bello che nasce dentro a un luogo che è il centro di salute mentale dell'azienda ULS 4 di San Donà. Io è da 20 anni, dal 2003, che faccio dei laboratori pittorico-narrativi con gli utenti dei centri di salute mentale di San Donà e di Portogruaro. E lì si producono, io mi ritengo un conduttore, loro mi chiamano il maestro, la cosa mi fa molto piacere, però io mi ritengo un conduttore, come un conduttore di un autobus che porta delle persone a vedere delle cose. Ecco, io porto queste persone idealmente con un autobus inventato, che è una specie di barca, di nave, a visitare dei luoghi, delle persone. Leggo a loro una storia e sull'onda di queste parole, appunto ritornano le parole ritornano, nascono delle immagini, dei disegni, delle cose. E una comunità è fatta di cose diverse. Infatti tutte queste cose diverse, siano esse un disegno, siano esse una litografia, siano esse una poesia, sono la cifra stilistica e creativa di Andrea Azeglio. Grazie. Grazie a voi. Dopo l'arte di Andrea Azeglio, facciamo un piccolo salto ancora nel passato. In questa piazza qualche tempo fa ho incontrato Teira Tonetto, responsabile del gruppo Era. Che bello incontrare Teira, ma nella mia città questa volta. Lei che rappresenta questo grande gruppo, il gruppo Era, che ha una diffusione sempre più capillare in tutta Italia ed è presente anche in questa città. Qualche anno fa, Teira, siete partiti con questo progetto davvero lungimirante che si sposa all'educazione dei ragazzi e alle scuole di vario grado. E com'è andata e cosa sta accadendo? È un progetto che, appunto, come dicevi tu, è dedicato alle scuole e si intitola DJ Lode. È un progetto che è partito nel 2017 all'interno del gruppo Era e si è diffuso poi in tutte le aree in cui noi operiamo. E nell'arco di questi anni abbiamo voluto premiare i comportamenti digitali dei nostri clienti e attraverso questo formare delle classifiche per poi iscrivere in queste classifiche le scuole che
man mano che salgono nella classifica raggiungono poi la vetta e vincono dei premi. I premi sono 2.500 euro che devono destinare alla digitalizzazione a beneficio degli studenti. Quindi in questo contesto siamo riusciti nell'arco di questi anni a premiare 377 scuole in totale per circa 1 milione di euro, che sono stati appunto i fondi dati alle scuole per la digitalizzazione. In Veneto, per esempio, abbiamo già premiato 98 scuole. In Veneto siamo partiti un po' dopo, ovvero 4 anni fa, però ci stiamo portando insomma alla pari con il resto d'Italia. Qualche anno fa avete premiato un istituto proprio sandonatese, l'Ippolito Nievo, che si è aggiudicata, ha scelto questo kit robotico della Lego molto particolare, insolito diciamo dal punto di vista tecnologico, e da poco invece un altro istituto che è la Romolo Honor. Esatto, la Romolo Honor ha appunto ricevuto il premio recentemente, adesso deve pensare a cosa dedicarlo. Mentre il set robotica della Lego è stato un premio abbastanza strano, inusuale, perché normalmente le scuole, gli istituti scelgono dei tablet, delle lavagne interattive. In questo caso era un qualcosa di particolare che io stessa, quando ho visto arrivare la richiesta, ho detto: che cos'è questa cosa, cosa serve? E in effetti è uno strumento che consente agli studenti di capire meglio come funziona il ragionamento scientifico e quindi li aiuta nell'apprendimento delle materie scientifiche. Insieme a questo, per esempio, altri istituti, un istituto di Conegliano ha scelto dei visori per la realtà aumentata. Esatto, aumentata. Quindi ci sono alcuni istituti che scelgono dei premi particolari e questo ci fa piacere, perché vuol dire che il nostro contributo va proprio in quella direzione, nella direzione di incentivare la digitalizzazione. Era quindi è presente in tantissime città d'Italia, ma anche nella nostra Sandona di Piave, nel cuore storico in via Cesare Battisti, con un nuovo sportello. E quindi, se sei d'accordo, cara Teira, passeggiamo per questa città in questa meravigliosa giornata di sole che ci dà molta energia. Andiamo? Andiamo.
Caro il mio Lele, Dimmi, Ivo. oggi volevo invitarti assieme a me ad abbrazzare un albero, perché proprio qui a San Donà. E sai perché? Perché io dico sempre che gli alberi ascoltano, le radici ascoltano e noi non dobbiamo dimenticarci di ascoltare le nostre radici. Perché? Sono molto emozionato in questo momento perché i nostri papà hanno un po' un destino comune, partiti da Musile, da Ceggia in Svizzera, poi tornati qui a San Donà. Dove E adesso è da lassù che ci guardano. in questo parco meraviglioso ci osservano con questo cielo azzurro. Esatto, quindi adesso abbracciamo ed ascoltiamo, che magari qualcosa ci dicono. Bravo. Ivo Gallo! Dimmi Lele Marcassa! Sei contento? Contentissimo! Finisce questo nostro viaggio nella nostra città! Purtroppo sì. La città di San Donà di Piave. E guarda che spettacolo! La Piave. Mi pare di essere uno zattiere nei tempi andati. Con questo bellissimo paesaggio io chiuderei con dei versi di Lisa D'Avanzo. Lisa D'Avanzo, Tinche Siegui Bisatti, era Esatto. lei, È stata una grande poetessa del Basso Piave che ha raccontato la vita e le storie di queste terre difficili da vivere nei tempi andati. E questo piccolo componimento si chiama Ricordi. I ricordi, ie come e faive ne a notte nera, iva su de sbrindo e on, e lai se tocca e se ingropa e scioca de splendor, poi se quieta del fondo del cuor. Da Ivo Gallo. Ma soprattutto da Lele Marcassa si chiude questo nostro viaggio. Se vorrete ci troviamo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. a San Donà a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole.